L'attenzione verso il mondo dell'architettura, lo scambio di opinioni fra i professionisti, l'intreccio delle relazioni fra questi e il vasto pubblico, l'innalzamento del livello qualitativo della produzione architettonica polesana sono gli obiettivi di Architetti Rovigo. Una mostra, organizzata dall'Ordine degli Architetti della provincia di Rovigo e curata ed allestita dalla sua Commissione Cultura presso la Pescheria Nuova a Rovigo, per esporre progetti e realizzazioni di 50 architetti iscritti all'Ordine, cui fa seguito un catalogo che raccoglie le opere esposte. La mostra è organizzata dall'Ordine degli Architetti, dalla Commissione Cultura dell'Ordine degli Architetti, di cui fanno parte, oltre a me, Roberto Navarini, Veronica De Stefani, Maico Gamberini, Elena Lavezzo, Luca Paparella e Sara Voltani. Hanno contribuito all'evento la SM7 di Rovigo e le ditte Magon Vetro e Opera Costruzioni, che hanno fatto in modo che l'evento potesse nascere e realizzarsi. La rassegna, che si è svolta dal 5 al 14 novembre, ha dato largo spazio agli under 40, spaziando dal design al progetto urbano, dal paesaggio al microintervento sull'esistente, con progetti che hanno partecipato a concorsi nazionali ed internazionali. I lavori esposti hanno presentato modalità e approcci diversi e la ricerca di nuovi linguaggi che non rifiutano a priori la tradizione, ma la reinterpretano attraverso forme nuove e nuove composizioni, costituendo esempi virtuosi per il futuro. La mostra ha questo obiettivo, sostanzialmente comunicare al vasto pubblico, ai cittadini, alle persone, cosa c'è dietro alle poche opere che purtroppo vedono realizzate. In realtà c'è tutto un lavoro non realizzato e anche realizzato, ma poco visto, poco conosciuto, che è importante mostrare, e questa mostra in collegamento con le precedenti, ancora fatte 20 anni fa, mostre del lavoro degli architetti, vuole appunto riproporre il lavoro degli architetti oggi, insomma, mettendo assieme le generazioni che ormai sono, da un punto di vista operativo, sono consolidate, con le nuove generazioni che si mettono all'opera in questi anni. Questa mostra vediamo che unisce da una parte gli architetti che ormai sono già conosciuti, dall'altra anche i nuovi architetti, quelli più giovani che magari hanno idee più fresche. Quale contributo allora questo può portare a questa edilizia che in questo periodo sta affrontando, come altri settori, una certa crisi? Finalmente anche nel Polesine ci si comincia a rendere conto che non dare importanza alla qualità nell'architettura è stato un errore. La mostra mette in luce soprattutto questa questione, nel senso mostra tutta una serie di elaborati, di progetti e anche realizzazioni con un importante grado di innovazione e dimostra che perseguire la qualità è possibile anche nel Polesine. Protagonista dell'evento è stato il progetto architettonico, spesso relegato ai margini dei processi che portano all'esecuzione delle opere, ma che deve ritrovare la sua centralità come motore per generare quell'architettura che Giancarlo De Carlo definiva potente motore per migliorare la qualità della vita.